Dopo una settimana turbolenta, la Castrum Favara volta pagina e lo fa con decisione. A meno di 24 ore dalle inaspettate dimissioni del tecnico sportivo Totò Catania e dopo la separazione consensuale con il tecnico Piero Infantino, anche se si è trattata di una dimissione dell'allenatore, la società giallo-blu ha annunciato il nuovo mister. Sarà Nicola Terranova a guidare la squadra per il prosieguo della stagione. Contestualmente è stata risolta anche la questione legata alla direzione sportiva. Il ruolo sarà ricoperto da Enzo Piazza, già importante figura di riferimento all'interno della società favarese. Una scelta interna che garantisce continuità e competenza, vista l'esperienza e l'apprezzamento di cui gode Piazza nell'ambiente calcistico locale. Un tecnico vincente dunque per riparare dopo due immeritate sconfitte di Caltanissetta e Vibonese. Nicola Terranova, originario di Mazzara del Vallo, classe 1974, è un profilo di grande esperienza nel panorama dilettantistico siciliano e non solo. È un ex calciatore e si è distinto negli ultimi anni come allenatore vincente e preparato. Questa mattina nello stadio Brucoleri la presentazione ufficiale ai dirigenti, mentre sabato mattina dopo l'allenamento di rifinitura il tecnico incontrerà la stampa. Domenica Terranova sarà già in panchina per guidare Castrum Favara nell'importante sfida casalinga contro il Gelbison.